dirlo, ma io penso anche, non è fatto satira, che in questo momento si stiano violando i diritti fondamentali dell'uomo, perché come diceva il professor Victor Urkmar, che è un tributarista docente a Genova, qualche giorno fa in una televisione pubblica, quando la tassazione raggiunge i livelli di prelievo come quelli che abbiamo oggi, non c'è più una legalità nell'atto, perché quello diventa un prelievo, diventa un esproprio, testualmente ha detto. E quindi se diventa un esproprio vuol dire che la legge non corrisponde più ai principi fondanti del patto sociale, e quindi vi è la violazione dei diritti fondamentali da garantire. E quindi, siccome noi parliamo di Veneto Stato indipendente, che vuol dire che gestisce in proprio integralmente le proprie risorse, è inutile fare la normale amministrazione dei nostri sindaci senza risorse. I sindaci sono degli eroi, perché ormai non amministrano nient'altro che briciole. Adesso gli hanno tolto anche le tesorerie comunali, che è una cosa... C'è la protesta di Zezzaia su questa cosa. È una cosa, dovrebbe esserci la rivoluzione solo su questo. Pensi che lo Stato si porta al centro quasi 8 miliardi e mezzo di euro, di cui 1 miliardo e 350 milioni di euro solo dal Veneto, su 8 e mezzo, quindi vuol dire più del 12%.